Non so se l'intervento vi suscita ancora, perché non solo scritto ci siamo l'1:30 la conclusione. No, anche qui. Sì, no, non è obbligatorio. Lui voleva stare qui alle 2, sono io che l'ho salvato. Quindi va bene. Allora, lui ugualmente ha sbolognato le conclusioni perché è un maestro, non solo Poschetti in questo, ma io vorrei soltanto riprendere 2 o 3 punti. Allora, questo rispetto a quello che ho chiesto come all'inizio del fuoco, abbiamo anche delle normative che non soltanto nel processo di rilascio di un parere sono lunghe, ma sono anche, voglio dire, ambiziose. Per esempio, io credo che la tutela eccessiva possa riversarsi in nessuna tutela. Abbiamo visto quante bonifiche non partono perché la nostra normativa è abbastanza severa sulle bonifiche e quindi il costo che ne deriva è elevato, e non è che non bonificare perché l'obiettivo finale è ottimum, è un esatto, quindi abbiamo da lavorare su questo. Un altro punto credo rilevante, che è vero che l'equilibrio tra la Venezia dell'arte, la Venezia patrimonio dell'umanità di fatto, la Venezia produttiva, la Venezia turistica, oggi si aggiunge la sostenibilità ambientale, come diceva lei, quindi questo equilibrio va visto in una prospettiva di sostenibilità ambientale per un sistema fragile che forse 50-60 anni fa non avevamo presente con la stessa evidenza di oggi. Un'altra cosa però che mi pare utile portare via da una giornata che quando dedichiamo il tempo credo a discutere dovremmo anche sempre domandarci, se vogliamo essere seri e pensanti, che cosa portiamo via. Io credo che per il gruppo di lavoro della FOIC siano venuti utilissimi spunti, perché il quadro, anche per me vuol dire che ho ascoltato su Marghera, il quadro che è emerso dalla relazione iniziale, se facessimo una seconda relazione su Marghera, oggi potremmo arricchirlo con i dati di fatto dell'uso reale, con i progetti di Confindustria, con alcuni progetti in corso e così via. E credo che sia uno stimolo molto interessante per continuare questo lavoro. Perché è vero che in questi casi, quando io prima chiedevo a Gianni Massa del progetto, noi siamo un paese che mi pare che porta avanti pochi progetti anche dal punto di vista emblematico, e ancor più appare l'aspetto procedurale burocratico, mentre dovremmo tutti noi, soprattutto chi ha una formazione come la nostra, provare un po' di più a avere la capacità di progettare. La progettazione vuol dire dall'assetto del nord Italia, che secondo me non è scontato, si stanno completando le infrastrutture, diciamo che si completeranno nei prossimi decenni le infrastrutture nuove sul corridoio mediterraneo, ci sono le città che si espandono, ci sono dei poli che vanno riconosciuti, delle città satelliti che probabilmente rimangono sempre dei satelliti, ci sono come dire, degli fenomeni che vengono avanti, come sentivamo prima dalla Cina che peraltro anche dal punto di vista ambientale a Parigi ha negoziato mettendo insieme 77 paesi in via di sviluppo economico, prevalentemente africani, quindi anche nelle politiche ambientali governa quasi la metà dei paesi del mondo, facendo cartello dei fatti. Quindi c'è una strategia e poi ci sono i progetti sulle aree. Il progetto, che è quello che è la volontà di fare di Marghera, credo che sia, come dire, dovrebbe in un paese forse un pochettino più snello diventare il prototipo attraverso il quale si sperimentano anche i processi procedurali normativi, che in molti paesi di cultura anglosassone fanno quelle procedure, prima sperimentano un'iniziativa di successo e poi questo lo assumono nella norma. Noi parliamo della legge sul contenimento e consumo di suolo dal 2012, dal 2012, e secondo me non uscirà mai quella legge, perché ci sono 10 disegni di legge tutti diversi, quindi abbiamo usato un approccio normativo come sempre usiamo in Italia. In 6 anni il rapporto di ISPRA di un mese fa ci dice che il consumo di suolo va avanti, con forza, infatti una legge non c'è, ma i 10 proposte di legge sono assolutamente incompatibili tra di loro. Sono 2 poli opposti e io credo che non uscirà mai una legge così dal governo centrale. Anche questo è un tempo che fa sì che le trasformazioni avvengano comunque nell'illusione che stiamo ragionando su una norma buona. Ecco, questa idea che la norma ci salverà, io credo che sia una cosa da cancellare per sempre, perché non è la norma che ci salverà la capacità di progettare e nel fare, ovviamente, e noi credo che in Europa non abbiamo da essere secondi nessuno perché le tutele le abbiamo, nel fare sappiamo benissimo anche quello che non si deve fare, oggi lo sappiamo più che prima. La fattiva è una cosa. Assolutamente, sì. Perché no, una cosa soltanto in generale. Guardate che il debito pubblico
io insisto su questa cosa qui, ognuno di noi non lo sente. Adesso la Germania e la Francia stanno avviando in comunità europea, perché hanno bisogno di avviare un'economia anticiclica, il più grande investimento infrastrutturale. La comunità europea delibererà voto per pieno 800 miliardi di euro. 800 miliardi di euro. Però ci sarà una possibilità che chi ha il debito pubblico superiore all'80% non potrà accedere ai fondi infrastrutturali. Cioè il debito pubblico, signori miei, ammazza tutti, ci sta ammazzando tutti. Il problema di questo paese è che noi abbiamo chiuso una manovra con un ulteriore debito pubblico e stanno tutti contenti. Dovremmo dire, e gli ingegneri dovrebbero farlo, io lo farò come industriali, paghiamo sta maledetta IVA, però calcolo, pianifichiamo. Allora, se posso chiudere un'ultimissima cosa, però c'è un problema di risorse, questo non possiamo nasconderlo. Mi pare interessante e secondo me applicabile anche al caso di Marghera, che, come mi pare abbia proposto il professor Giovannini, ci sia nel momento in cui produciamo strategie e norme una valutazione ex ante, ci sono anche dei valutatori esperti, una valutazione ex ante degli effetti di quello che andiamo a decidere a programmare anche dal punto di vista normativo che normalmente non facciamo. Quindi una valutazione ex ante di quello che succederà, perché uno dei modi secondo me per risparmiare risorse oggi è quello di prevedere i costi maggiori che spenderemo domani, soprattutto sulle tematiche che un po' facevano anche da sfondo questa mattina, cioè le grandi tematiche ambientali. Noi stiamo pagando, per rapporto a Cassa Italia, l'anno fa ce l'ha detto, i miliardi che abbiamo speso per sistemare i disastri sismici degli ultimi decenni. Noi sappiamo benissimo che spendiamo sempre 6 o 7 volte di più se non preveniamo, e quindi probabilmente uno dei modi, e non l'unico per carità, ma uno dei modi per risparmiare oggi, e abbiamo gli strumenti, è prevedere un po' meglio prima. Io credo che l'innovazione tecnologica andrà avanti, ma la vera sfida di civiltà è capire prima gli effetti dell'applicazione dell'innovazione tecnologica, che è un elemento che vuol dire le malattie che in qualche parte, in qualche misura dipendono da alcuni fattori ambientali, noi oggi sappiamo stimare il costo sul sistema sanitario, per cui io credo che la valutazione sia un elemento chiave per risparmiare. Gianni, volevi dire una cosa? C'è il microfono? Sì, intanto colgo anche lo spunto critico perché ritengo molto importante anche metterci di fronte alla realtà, nel senso da ingegnere, mondo del fare, mondo del pensare, poi un attimino a quello che ha anche detto il sottosegretario, cioè pensare a un progetto futuro che deve essere ancorato ai giorni nostri, ma deve guardare il futuro, deve anche essere realista nei confronti, deve essere reale nei confronti dell'economia. Dove andiamo fra 10 anni, tra 20 anni, tra 50 anni se non affrontiamo oggi problemi serissimi quali quelli che ha detto lui sull'IVA per esempio o sul debito pubblico, e questo credo che sia una cosa molto molto importante. Il concetto invece come dire, sempre dell'ingegneria, dall'idea al progetto, mondo del fare e mondo del pensare. Oggi in tanti hanno richiamato l'immaginazione. Ebbene, Marghera, Porto Marghera, abbiamo sentito oggi la parte forte che è quella dell'industria, abbiamo sentito l'hub del turismo, abbiamo sentito la proposta del museo, del sito, il museo dell'industria, della chimica, abbiamo sentito anche la proposta della riconversione, per esempio della centralizzazione di tutto il governo del Veneto, con una domanda anche quella paradossale e giustamente critica: ma è necessario andare a Venezia per governare il Veneto, oppure possiamo anche creare un modello dove tutti quei linguaggi vengono anche fisicamente
sovrapposti in edifici tutti in uno stesso luogo, che poi dimostra anche, come diceva Fabio, uno sguardo verso il futuro green in una riconversione industriale a partire dalla pubblica amministrazione. L'immaginazione, abbiamo parlato di edifici simbolici e iconici. Devo anche dire che un simbolo diviene tale non solo quando c'è, come dire, un'idea dell'architetto o dell'ingegnere, quando un edificio o una trasformazione diventa simbolica, quando unisce tutti quei linguaggi che non sono uniti, e questo non può essere un unico linguaggio che lo dice. Dico l'ultima cosa sull'immaginazione e sull'ingegneria, che può sembrare lontana dall'ingegneria, ma non lo è. Sempre nella relazione del gruppo di lavoro della Federazione degli Ingegneri del Veneto c'è stata una slide in cui il titolo era "Da spazi a luoghi". Ora, per trasformare uno spazio in un luogo serve il progetto, e perché un'idea diventi progetto serve il tempo, serve la data. Questo non lo dicevo io, anche se lo diceva Walt Disney. Ma l'immaginazione, se la capacità di guardare il futuro con i piedi ancorati nella realtà, perché altrimenti diventa utopia, non passa dall'immaginazione e dalla creatività, che è anche ingegneria, noi non riusciamo a costruire quel progetto. E facendo un piccolo, come dire, salto, voglio dire due cose sull'ingegneria. L'Ermo Colle di Leopardi. Leopardi, con la poesia, con una struttura poetica, ha trasformato uno spazio in un luogo. Sempre caro mi fu questo Ermo Colle, no? Martin Heidegger parla di paesaggio e di luogo quando viene costruito il ponte. Quindi è il ponte che trasforma quello spazio in un luogo. Saltando ancora di linguaggi, l'ho detto anche al congresso, gli strumenti che oggi abbiamo, e direi anche, riprendendo il concetto dello sportello unico che ha citato Fabio, che è un concetto importantissimo e anche uno stimolo per la nostra politica importantissima, direi alla politica: ebbene, fatelo, provate a fare lo sportello unico, provate a fare in modo che le imprese e i professionisti possano avere un'autorizzazione e partecipare a un bando con uno smartphone e non con procedure e piattaforme informatiche che bisogna seguire online e non offline per ore, no? Basta uno smartphone, basterebbe uno smartphone e pochi minuti per avere un'autorizzazione e per partecipare alle gare, eccetera, no? L'ingegneria vi stimolo a fare un salto in un linguaggio totalmente diverso, ma che poi può avere dei concetti con poche Marghera con la riconversione. Una sala operatoria. Nel 1990 io ho citato Ritorno al futuro di Robert Zemeckis al congresso. Saliamo su quella macchina, mettiamo un chirurgo del 1990 su quella macchina e dopo pochi secondi facciamo un viaggio nello spazio-tempo e arriviamo nel 2019. Quel chirurgo non saprebbe dove mettere le mani oggi. Quindi c'è un problema che è tempo e velocità e conoscenza. Ora, gli ingegneri possono provare veramente a dare un contributo a chi è deputato a governare. La norma non è la soluzione, è ovvio che la norma non è la soluzione, ma le proposte che vengono generate e costruite poi devono anche arrivare a costruire norme. E il problema dei recinti e del guardare un pezzettino, per esempio, oltre a viverlo col Consiglio Nazionale Ingegneri, l'esperienza ultima dentro il mondo UNI, dove stiamo provando a cambiare lo statuto, ecco, i ministeri fanno una lotta gigante per tenere il proprio posto dentro il Consiglio di amministrazione dell'UNI, tutti i ministeri, e non riescono a portare una proposta
di tutti i ministeri insieme quando si parla di norme anche importanti nel mondo del lavoro, dell'economia, dell'energia, eccetera. Quindi, cogliendo questa come dire, opportunità che mi è stata data oggi, e che tra l'altro Pasqualino dico che la relazione fatta della FOIP e gli elementi che sono immersi dei linguaggi differenti in questa giornata, vi inviterò a fare una pubblicazione nazionale per Porto Marghera. Credo che sia un passaggio importante. Grazie. Una cosa non me l'aspettavo, perché noi avevamo già, non abbiamo mica bisogno del CNI, avevamo già il obiettivo di fare una pubblicazione, se volete, dai, solamente andate in Outlook. No, sono veramente contento a nome di tutta la federazione e soprattutto il gruppo di lavoro. Sapete che io credo molto nei gruppi di lavoro e questo è già un primo risultato. Quindi qui chiudo temporaneamente questo convegno e ci diamo appuntamento ad un altro. Va bene, grazie a tutti.